Maria Carta, Cagliari, Maria Carta negli studi di Videolina, ma premio Donna Sarda 1993 appena ricevuto, proprio l'8 marzo, che significato ha per lei Maria Carta? Ma per me è molto importante, anche perché ho vissuto con i suoni della nostra memoria da sempre e dopo 40 anni mi arriva dalla Sardegna il primo premio, il primo riconoscimento. Come mai la Sardegna non l'ha mai considerata quanto avrebbe dovuto, secondo lei? No, non è questo, forse veramente esiste il Nemo profeta in patria, ma io credo che i sardi mi amino. Però poi non lo so i premi fino a che punto sono importanti. Questo per me è stato molto importante, perché forse non ci pensavo più. Ma fuori Maria Carta cos'è? Il simbolo della Sardegna? Non lo so che cosa sono, solo che il mio cordone ombelicale non si è mai spezzato con la Sardegna. E sono, non lo so, io dico sempre che parlo in sardo, parlo in italiano pensando in sardo. La prima volta che ha proposto un suo canto sardo in Italia, com'è andata? Ma è andata molto bene perché non si sono posti il problema né da dove venivo né perché lo facevo. Erano dei suoni nuovi per loro e penso che questa è stata una cosa molto importante, mi hanno accettato subito. Lei è legata a quali brani più importanti per la sua carriera artistica, a quali brani che l'hanno fatta conoscere dappertutto? L'Ave Maria perché è uno dei brani più belli del mondo, come musica popolare. E poi le Ninna Nanne, qualche volta Sattitu, ma cantare Sattitu è un po', anche se lo canto quasi in ogni concerto, ma è molto difficile, però è molto bello.